Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta il segnale, vediamo, c'è lotta per il comando con Zardei Baba che si getta di galoppo. E così al comando c'è Balsamo Leone che ha conquistato la testa nei confronti di Elton Pride Gar, mentre in terza posizione c'è Edelweiss Bass, partito molto bene dalla seconda linea, che va subito all'esterno. Edelweiss va a chiedere strada a Balsamo Leone, l'impegna dopo 300 metri di gara, ottiene il via libera, mossa quindi di Vittorio Miniero che conquista la testa in 400 metri con la condiscendenza di Michela Rossi che lascia sfilare l'avversario. I due quindi guidano dopo 500 metri di gara, all'esterno sposta Elton Pride Gar, terza posizione in corda per Barolo Griff, poi tenta di progredire anche Elios Chuck SM per corsie esterne. In coda c'è Zardei Baba rimesso, mentre si ricongiunge anche l'unico dei penalizzati che ha scelto di correre, vale a dire Zenotab dei super penalizzati, cioè a meno 40. Se ne va intanto i primi 800 in 1, 2 e 3, condotti da Edelweiss Bass. Balsamo Leone in seconda posizione, Elton Pride Gar che agisce per corsie esterne, il chilometro preso dallo start 1:17,9, Edelweiss Bass in vantaggio, Balsamo Leone in scia, all'esterno è sempre Elton Pride Gar con in schiena Elettra Griff che ha anticipato Elios Chuck SM, mentre lungo la corda vanno Barolo Griff e Cleo Feccol. Intanto siamo a un giro dalla conclusione con Edelweiss Bass che si mantiene in vantaggio, Elton Pride Gar che attacca comunque, Balsamo Leone a contatto, poi ancora Barolo Griff, quindi Elettra Griff meno di 600 all'arrivo con i due di testa che cominciano a fare veramente sul serio. Ora c'è una frazione violentissima che cerca di spezzare anche il gruppo, un 14,2 con il quale Edelweiss Bass respinge Elton Pride Gar che rimane comunque lì al sediolo, più indietro Balsamo Leone. Cala invece Elettra Griff, lungo la corda c'è Barolo Griff, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Edelweiss Bass in vantaggio, Elton Pride che ci prova ancora, Edelweiss a 100 dalla conclusione, ancora una lunghezza di margine, si difende ma arriva nuovamente Elton Pride Gar sul palo emerge nei confronti di Edelweiss Bass. Al terzo posto finisce Balsamo Leone 1:16,2 il ragguaglio conclusivo. Elton Pride Gar negli ultimi metri riesce a trovare in crisi un Edelweiss Bass che aveva comunque condotto fin dalla prima retta delle tribune con scelta tattica sicuramente ardita ma anche molto giusta da parte di Vittorio Miniero, che poi ha trovato un Elton Pride Gar in condizione davvero super che gli ha girato anche di fuori e alla fine è riuscito a piegarlo. La vittoria quindi per Elton Pride Gar con Samuele Querci in sediolo. Bel primo piano davvero per Elton Pride Gar che si aggiudica quindi il trofeo Croce Rossa italiana. Questa era la finale. Elton Pride Gar che vince girando di fuori a Edelweiss Bass, prestazione davvero notevole. Ed è tutto per questo convegno di corse dall'Arcoveggio. Naturalmente il prossimo appuntamento sarà per il Santo Stefano, quindi a tutti auguriamo il buon Natale.